Avete mai visto un televisore a colori da 1000 pollici? Ecco, questo è il centro vitale di un televisore a colori. Qui abbiamo applicato la protezione Chrono System CGE. Qui no, basta uno sbalzo di tensione. Vedete cosa può succedere senza una protezione come Chrono System? Chrono System CGE protegge più a lungo la qualità del colore anno dopo anno. Stranezze di popoli. Vai, vai! Perfetto. Dunque, per la serie... No, per la serie... Lo devo dire io! Per la serie... I popoli... Parleremo di popoli che ci riguardano da vicino, popoli che abbiamo così quasi confinanti. Parleremo che calabresi. Parleremo dei francesi, per piacere un po' di rispetto, anche almeno all'Europa. I francesi sono stati forse il popolo più estroverso d'Europa. È il popolo più estroverso anche perché il francese ha inventato la Citroën, che è una macchina, quella moleggiata, che i padroni delle macchine Citroën li riconosci perché camminano così. Hai mai visto? Scendono e vanno via così. In Francia non esiste, e controllate quello che vi dico, non esiste il sacchetto per il pane. I francesi comprano il pane e lo portano in giro così. Hanno la baguette, è un pane lungo, prendono un pezzo di carta con la mano e lo portano in giro così. Vedi, la gente che cammina con dei pani così, perché... Cioè, dove li mettono? Sui portasci? Non lo so, lo portano, rimane, vedi gente sull'autobus col pane, che qui è tutto normale, dietro gliel'hanno mangiato tutto. Non esiste, vi giuro, non vi voglio raccontare, ho fatto un'esperienza personale, sono andato in Francia a mangiare, sono andato in un ristorante, ho preso un piatto tipico, sono arrivato in Francia fino a Nizza, ho preso un piatto tipico francese, ho ordinato un bel piatto di spaghetti. Sì, tipico. Ho detto, vorrei del formaggio da metterci sopra. Ma subito, monsieur, se va bene, signor, ora mi puntualizzi il francese, qu'est-ce que tu veux, dis donc, le madon. Et nous faisons les casettes, je te but de faire. Qu'est-ce que... Ferme, silence. Silence, s'il vous plaît. Sono andato a mangiare, è arrivato questo cameriere, vi giuro, col formaggio, con dei blocchi così, da mettere sugli spaghetti. Ho detto, scusi, ma non ce l'hanno una grattugia? Mi ha detto, guardi, ci scusi, anche Mitterrand sta facendo degli sforzi, hanno riunito degli scienziati per inventarla la grattugia, perché non ce la facciamo? Perché loro mangiano dei blocchi così di formaggio, no? Infatti tu cosa fai? Prendi il blocco e lo pucci negli spaghetti e li mangi. Infatti i francesi quando vengono in Italia che prendono gli spaghetti, li grattugiano su delle forme di parmigiano. Fanno delle robe. Un'altra cosa di cui non sono d'accordo è tutto il boicottaggio che hanno fatto per il nostro vino. Perché se il vino francese è famoso, lo deve il vino francese, che se è famoso, perché è fatto col nostro vino, prima di tutto. È tagliato con i vini italiani. E hanno fatto delle cose pazzesche, rovesciavano autobotti di vino per le strade. Ma lo sai che vi ricordate quando c'era lo scandalo del vino? Rovesciavano tonnellate di vino, di litri per le strade. Veronelli quando l'ha saputo è andato là, si leccava tutti i marciapiedi. Ha visto delle strisce pedonali, ha detto Dio, un pino bianco, si è rosicchiato due strisce pedonali. Ti dico, poi ci sono i tedeschi. I tedeschi mi hanno sempre incuriosito perché li vediamo arrivare d'estate, almeno quei tour che fanno in quegli autobus sigillati, perché sono sigillati, sono celle frigorifere, no? Fanno a 40 sotto zero, li ibernano, vedono Roma, Firenze, Torino, poi in 24 ore ritornano, li scongelano al confine. Sì, li scongelano e vedi che si sciolgono e sono di nuovo in Germania. Il tedesco mi ha sempre incuriosito perché è 50-100 anni che viene in vacanza in Italia.
E non si è ancora reso conto il tedesco che lo zoccolo con la calza corta fosforescente non usa più in Italia. Infatti li vedi da 50 km fare così, guarda due tedeschi, li vedi abbronzati d'agosto, che hanno un'abbronzatura i tedeschi, quei rosa fucsia pallini gialli. E poi vanno vestiti a dei modi, anche perché come un negoziante capisce che il cliente è tedesco, cosa fanno? Tolgono i cartellini saldo 2500, mettono ultima novità 82.000. E il tedesco cucca, allora si comprano quei pantaloni alla rovescia, larghi in cima e stretti in fondo, col cavallo qua, sai? Che gli danno anche da mangiare al cavallo, fanno delle robe. Ma fermi il pubblico! Il popolo che però mi ha sempre più incuriosito e mi incuriosisce è il popolo svizzero. Lo svizzero, no, perché gli svizzeri innanzitutto hanno come eroe nazionale uno che cercava di uccidere il figlio, Guglielmo Tell, quello con la freccia e la mela, no? Che io mi immagino sto bambino che andava dal papà: per piacere papà, proviamo con un'anguria. No, ci metteva la mela, il kiwi, la ciliegia. Allora al fine ha detto: sparami in testa, facciamo prima. Hanno un eroe così. Lo svizzero, io siamo stati a Lugano, queste cose, Ginevra, pieno banche, 4 persone, 3 banche, 10 persone, 8 banche. E allora, ragazzi, e poi questi svizzeri si accusano sempre di contrabbandare prodotti svizzeri in Italia, quando hanno fermato uno svizzero che faceva contrabbando di Nutella, che aveva 2 stecche di MS senza fine, che se le stava portando in Svizzera. Poi ci sono, non è detto che non hanno il senso dell'umorismo gli svizzeri. Io ho visto uno a Lugano nel 65, ho fatto l'hanno ricoverato alla neurodeliri perché era impazzito del tutto. E poi ci sono queste cose, dicono che sono razzisti verso gli italiani che lavorano là. Non è vero. Perché c'è stato uno svizzero che ha detto: non è vero che siamo razzisti, anzi io consiglio a tutte le famiglie svizzere di possederne uno, perché non è giusto che sia. Qui c'è da ridere, non l'avete capito? E allora, ecco, qui vi faccio una po'. Però poi c'è una cosa sconvolgente che succede in Svizzera. Ci sono le macchinette per i giornali. Cioè lo svizzero vede il giornale, va lì e dice: c'è il giornale. Prende il giornale e ci mette i soldi. Esatti, neanche 2 franchi e 1 franco in meno, esatti. Pensa qui che qui di notte vanno e sradicano delle edicole e se la portano via. Si portano via. Aia, è finita, adesso non c'è, fermi, non c'è di massima perché Ugo fa contrabbando di massime, le ha depositate in Svizzera, se non la massima qui col clima che c'è sarebbe diventata una minima. Comunque ve la dico io una massima. Tanto per farvi vedere che ci sono dei luoghi comuni su tutti i popoli. Per esempio, se noi immaginiamo un inglese, come ce lo immaginiamo? Con la bombetta. Quindi un inglese è un lord, 2 inglesi un team, 3 inglesi un club. Non si scappa. Un francese è uno chansonnier. 2 francesi un'equipe, 3 francesi una coppia. Un italiano è un Latin lover. 2 italiani un casino, 3 italiani 4 partiti. Poi aspetta, poi c'è uno svizzero e una testa di cavolo, 2 svizzeri, 2 teste di cavolo, 3 svizzeri, 3 teste di cavolo, non cambia niente. Ciao a tutti! Ciao! Panna, frullati, passati, maionese, brown mini pimer alla velocità giusta per ogni cosa. Scelgo la velocità e una bella maionese non è più un problema. Visto? Brown Mini Pimer, il tuo aiutante di cucina. Loro si divertono e intanto bevono tanta salute, proprio fino in fondo, con Brown Citromatic. Citromatic è facile da pulire come da usare. Ecco fatto. Brown Citromatic, una fontana di salute.